Sconcerto a Villorba per il caso del 12enne schiaffeggiato dal ladro mentre cercava di impedirgli di rubare la borsa della mamma. L'amarezza della donna, ormai non si fermano davanti a nulla. Sgominata la banda dei furti nelle auto, 7 gli arrestati, tutti kosovari, agivano nelle aree di servizio della A4 derubando ignari automobilisti. Rientrerà giovedì in Italia il corpo di Marilena Corrò, imprenditrice trevigiana di 52 anni morta a Capoverde nel delitto per cui sono in carcere 2 italiani. Ha cercato di passare dal sottopasso ferroviario di Viale Brigata Marche, ma non ha fatto i conti con l'altezza del rimorchio, tir resta incastrato. 2000 persone in marcia a Borgo Valbelluna per dire no alla chiusura dello stabilimento ACC, lavoratori da ogni angolo del Veneto a supporto, e nel pomeriggio la mazzata di Safilo, piano di 700 esuberi per il 2020. Rimesse in libertà nella zona di Crocetta dalla Polizia Provinciale 2 esemplari di capriolo femmina curate dopo essere state investite in strada. Viaggio tra i presepi della Marca, Treviso, a Borgo Cavour, nella sala d'armi di Porta Santi 40, le creazioni artistiche di una rassegna di presepi. Ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Ragazzino di 12 anni schiaffeggiato dal ladro mentre cerca di impedirgli di rubare la borsa della mamma, scesa per andare a prendere l'altro figlio all'asilo. L'episodio accaduto ieri pomeriggio a Villorba è sconcertante, amareggiata la mamma ai nostri microfoni che dice non si fermano più davanti a niente. Sentiamo. Vedi che c'è un bambino, vedi che tiene stretto la borsa e urla, basta, vai via, lascia perdere, perché non si è fatto male fisicamente, non ha segni, però il trauma dentro se lo porterà dietro per un po'. E invece non ha lasciato perdere il ladro che lunedì pomeriggio a Fontane di Villorba, pur di rubare la borsa lasciata da questa mamma sul sedile dell'auto all'esterno dell'asilo parrocchiale, ha picchiato sulle mani e sulle braccia il figlio dodicenne che cercava di impedirglielo. Sono scesa dalla macchina, ho chiuso la macchina, sono entrata nel cancello della scuola. Come sono entrata, questo ha parcheggiato a fianco a me. È sceso, si è guardato attorno, ha provato a aprire la porta ma era chiusa e quindi ha preso questo punteruolo e ha spaccato il vetro. Il mio figlio è stato bravo perché nella reazione di tenere la borsa che gli ho detto lasciala per quello che c'era dentro. Non pensavo, dice poi con orgoglio, che mio figlio avesse questo coraggio, ma il pensiero della mamma di Villorba torna alla sfrontatezza del ladro e dei malviventi in circolazione. Io ho avuto anche i ladri in casa, io dentro in cucina, loro erano di sopra, cioè io ero in casa e loro non hanno avuto paura di venire dentro comunque, quindi io vedo che ormai alzo le mani e... Quello mi spaventa perché siamo arrivati a un punto che la gente non ha più paura di niente. Poteva andare peggio per il papà secondo me, perché ha sentito il mio figlio urlare e quindi è andato in soccorso. Gli ha dato 2 pugni sul fianco, così lui ha mollato la borsa, lo ha strattonato perché sperava di tenerlo. E poteva andare peggio, lui poteva prendere questo punteruolo, sto ladro, e difendersi. A scuola la dirigenza e il comitato di gestione stanno lavorando in accordo con il comune e le forze dell'ordine per mettere in sicurezza l'area d'ingresso. Nel frattempo si corre ai ripari come si può. Noi abbiamo già mandato un avviso sui gruppi classe di non lasciare più neanche i bambini da solo per un minuto in macchina, che tanti lo fanno, anche grandi così, insomma. Intanto ci aiutiamo fra di noi, insomma. Intanto oggi davanti all'asilo di Villorba lo sconcerto degli altri genitori. Sentiamo. Si tratta di entrare e prendere i bambini a scuola, non è tanto, è questione di secondi, e poi che c'era dentro un altro bambino. Io l'ho saputo oggi tramite un avviso che hanno lasciato le maestre nella bacheca. Con in braccio i propri figli, papà e mamme escono dalla scuola per l'infanzia Maria Immacolata di Villorba. In testa stupore e rabbia per la tentata rapina avvenuta proprio qui nel piazzale. Per loro nella bacheca anche un invito. E di non lasciare logicamente cose in vista in macchina, borse e quant'altro, oggetti comunque di valore che potrebbero attirare questi malviventi. Non bisogna distrarsi neanche un minuto. A lasciare disarmati infatti è proprio l'aggressività dimostrata dal ladro, del tutto incurante che fosse ancora giorno, e del via vai di adulti e bambini nell'orario di uscita dall'asilo. Purtroppo agire alle 4 del pomeriggio, quando non c'è ancora il buio,
totale vuol dire che ormai ce ne freghiamo un po' di tutti, ecco. Non sentirsi sicuri neanche a prendere i figli a scuola. No, fa male dentro. L'impressione diffusa è che si sia superato un limite. A dirlo è il sindaco di Villorba, Marco Serena. Fa pensare ancor più che non ci si fermi nemmeno di fronte a un adolescente che, impaurito dall'occorso, cerca comunque di difendere la borsa della mamma, e quindi questo bimbo viene preso a schiaffi sulle mani per fargli mollare la presa. Sì, diciamo che questo è certamente preoccupante, perché vuol dire che si è superato un limite. Sindaco che ha avuto parole di riconoscenza per il coraggio e il senso civico dimostrato dall'uomo intervenuto in soccorso del bambino. Questa mattina ho rintracciato l'ulteriore cittadino che è intervenuto, complimentandomi per il senso civico che ha dimostrato. Ancora cronaca, sgominata dalla polizia stradale di Udine la banda dei furti nelle auto. 7 gli arrestati, tutti kosovari, agivano nelle aree di servizio dell'autostrada A4 derubando ignari automobilisti. Eccoli in azione, immortalati dalle telecamere di videosorveglianza. Uno dei malviventi distrae il conducente indicando qualcosa di lontano. Il complice, intanto acquattato dietro l'auto, apre lo sportello e ruba. Agivano sempre di notte dalle 22 alle 5 del mattino e colpivano nelle aree di servizio autostradali rubando nelle auto in sosta. È una banda di kosovari, quella sgominata dalla polizia stradale di Udine, banda che colpiva nelle aree di servizio della A4 dal confine con la Slovenia fino a Verona, Cervignano, Portogruaro, Cessalto, ma a volte i banditi si spingevano fin oltre Modena per poi tornare indietro e tornare a colpire nelle aree di servizio sulla careggiata opposta dell'autostrada. Le tecniche utilizzate sono quelle della distrazione degli automobilisti con scuse varie o fingendo di chiedere informazioni stradali, oppure, eccoli in azione, quella della foratura dello pneumatico per poi derubare gli automobilisti mentre cambiano la gomma. Le vittime venivano scelte sempre con cura. Prevalentemente turisti stranieri in transito, a seguito normalmente hanno contanti, oggetti a volte di valore, non sporgono denuncia sul territorio italiano e quindi garantiscono una sorta di impunità ai ladri. Molti i colpi riusciti, ma alla fine la banda è stata sgominata. Ecco, mentre uno dei ladri viene bloccato dagli agenti in borghese che stavano indagando. 7 complessivamente gli arrestati, 4 in flagranza, 3 in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare. L'ultimo dei banditi è ancora ricercato. La diffusione delle immagini per mettere in guardia gli automobilisti in vista delle prossime festività natalizie. Mostrare agli utenti qual è l'astuzia, qual è il modus operandi per permettere loro in prossimità delle prossime vacanze natalizie di poter essere più cauti e attenti quando naturalmente si fermano per rifolcellarsi per un ristoro all'interno delle aree di servizio. E in un delicato momento di contrasto ai furti si è insediato il nuovo dirigente del commissariato di Conegliano. Vincenzo Zonno è il nuovo dirigente del commissariato di polizia di Conegliano, figlio del questore Francesco Zonno, già capo della Criminal Pol Veneta e dirigente della Mobile Trevigiana negli anni '80, arriva nella Marca dopo una lunga esperienza investigativa. Un bagaglio che gli sarà utile da dirigente del commissariato coneglianese, visto il delicato momento in cui arriva, con la sinistra piave bersagliata dai furti tanto quanto l'Interland di Treviso e il Monte Bellunese, per citare le aree più colpite. Attività investigativa e controllo del territorio, ha sottolineato il questore Vito Montarulli, devono essere portati avanti parallelamente. È una direttiva che ho ritenuto opportuno diffondere a tutti i funzionari e che deve essere attuata sia sul territorio di Treviso, nel territorio comunale, che in tutto il territorio provinciale. Ecco la particolare attenzione che io rivolgo al commissario di Conegliano, che è una struttura che noi abbiamo sul territorio. Dobbiamo essere aperti alla cittadinanza, collaborare con l'istituzione, quello lo si fa già, fare rete con le altre forze di polizia e con il resto delle istituzioni, perché la città è di tutti, è nostra, e il cittadino comunque deve trovare una risposta a tutte le sue esigenze, soprattutto quando ha disagio da fenomeni di criminalità diffusa o di degrado che possono esserci in città.
Rientrerà giovedì in Italia il corpo di Marilena Corrò, l'imprenditrice trevigiana di 52 anni morta a Capoverde, uccisa, secondo le accuse, da un italiano, Gianfranco Coppola. Con lui in carcere un secondo uomo, sempre italiano, che sarebbe stato suo complice. Alla fine i familiari sono riusciti ad organizzare il rientro della salma, il figlio Filippo da Treviso, il fratello della donna Simone da Boavista. Con ogni probabilità, una volta in Italia, la donna sarà sottoposta ad ulteriori accertamenti dopo l'autopsia svolta a Capoverde. Ha cercato di passare dal sottopasso ferroviario di Viale Brigata Marche a Treviso senza fare bene i conti con l'altezza del rimorchio superiore al limite dei 3,40 m del sottopasso. Il rimorchio di questo camion, fortunatamente vuoto, è rimasto incastrato e schiacciato, inclinato e distrutto il cassone telonato parcheggiato qualche metro più avanti per i rilievi della polizia locale in attesa del carro attrezzi. L'incidente alle 14 di oggi ha rallentato il traffico in Viale Brigata Marche per circa mezz'ora. Sindacati mobilitati fino al 18 dicembre per il lavoro, un modo per dare peso alle richieste formulate al governo in fase di ultimazione della legge finanziaria. Sentiamo. Occupazione, pensioni, stato sociale, settimana di mobilitazione per il lavoro da parte di CGIL, CISL e UIL, che nelle piazze e nei mercati sono nei gazebo per sostenere la piattaforma di richieste sottoposta al governo in fase di ultimazione della manovra economica. Abbiamo un paese in stagnazione che ha bisogno di essere rilanciato e pertanto chiediamo al governo azioni concrete che ovviamente qui nella nostra piattaforma riportiamo punto per punto, e i punti all'ordine del giorno sono appunto molti, perché il problema che ha questo Paese è che ci troviamo ogni anno a dover tornare a discutere a partire da zero con un governo nuovo. Per crescere servono investimenti in infrastrutture e sicurezza del territorio, continuano i sindacati, che vogliono sapere quali risorse il governo metterà sul tavolo per il rinnovo del contratto della pubblica amministrazione. Noi chiediamo che ci sia una giusta inversione di tendenza rispetto alle tasse nelle buste paga dei lavoratori e dei pensionati, che finalmente vengano ridotte, e dall'altra parte chiediamo e stiamo raccogliendo le firme perché ci sia una nuova legge per che venga riconosciuta un'agevolazione per chi è non autosufficiente o per chi ha familiari non autosufficienti. E sul tema della non autosufficienza si sta lavorando a una legge quadro che definisca una volta per tutte i diritti di questi soggetti e dei loro familiari. Su questa legge stiamo chiaramente chiedendo le firme perché vediamo una certa resistenza da parte del pubblico ad attivarsi a farla questa benedetta legge che ormai chiediamo da un bel po'. Il presidente della Camera di Commercio Mario Pozza a colloquio via Skype con due giovani laureate che lavorano all'estero, un modo per confrontare giovani e mondo dell'impresa. All'estero mi sono trovata a apprezzare molto di più l'Italia e anche il nostro sistema educativo, la quantità di nozioni che noi abbiamo rispetto a studenti neolaureati di altre nazionalità, danesi, inglesi, tedeschi, però mi rendo anche conto che ci manca un po' la parte applicativa, nel senso usciamo dall'università e siamo un po' buttati in un mondo nuovo. L'esperienza di Eleonora Pilla, giovane ingegnere con lavoro ad Oxford, e quella di Monica Pasin, interprete e traduttrice a Singapore, giovani talenti del nostro territorio che dopo la formazione in Italia hanno trovato un'occupazione all'estero. Nel colloquio via Skype con il presidente della Camera di Commercio di Treviso e Belluno, l'occasione di un confronto per fare il punto sui giovani ed il mondo delle imprese. Ci interessa capire cosa fanno all'estero e soprattutto cosa si aspetta un giovane, in modo tale da poter portare la loro esperienza e tradurla ai nostri imprenditori, perché non è in quanto i nostri vanno fuori, ma in quanto c'è poco rientro di giovani non italiani in Italia a fare esperienze. Burocrazia, tasse, anche qui la differenza tra l'Italia e l'estero è abissale, certo non incentiva i giovani nella nascita di nuove imprese in Italia. Se vogliamo fare un paragone in Singapore, basti pensare che lì aprire una società in genere chiede 24 ore o meno,
e si può fare online. Grande l'impegno della Camera di Commercio proprio per i giovani. Partiremo a gennaio con un'iniziativa di start-up negli Stati Uniti che è un ulteriore strumento per aiutare i nostri giovani ad avere voglia di fare impresa e soprattutto farsi un'esperienza in un paese come gli Stati Uniti, molto evoluto, la prima economia del mondo, e in modo tale che poi ci sia un rientro. Anche il sindaco di Treviso e presidente di ANCI Veneto Mario Conte alla marcia dei 600 primi cittadini contro l'odio andati in scena a Milano per testimoniare la vicinanza alla senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta al campo di sterminio nazista di Auschwitz, oggi sotto scorta a causa di ripetute minacce antisemite. Un bellissimo messaggio di vicinanza e di unione da parte dei rappresentanti di grandi, medi e piccoli comuni, ha scritto Conte in un post su Facebook. Ed ora ci fermiamo per la pubblicità. A tra poco. Ed eccoci di nuovo in diretta con l'edizione trevigiana dei nostri notiziari. Continua il nostro viaggio tra i presepi della Marca. Questa sera andiamo a Treviso, a Borgo Cavour, dove nella sala d'armi di Porta Santi 40 è stata allestita una mostra di natività. Ci troviamo dentro la Porta Santi 40 nella sala d'armi, sotto tutta una travatura del 500, dove ho esposto dei presepi scolpiti nel legno e scolpiti nella pietra. Sono 15, quelli in legno scavati nei ceppi e certi in legno proprio ritagliati, fatto i travetti, fatto tutto quello che è da fare in legno. Quelli in pietra invece sono tutte pietre vive tagliate col tronchese, tipo fare le pietrine dei mosaici. Poi vengono incollate con la malta una per una. Ognuno di questi presepi è legato alla storia dei nostri territori. Per esempio sto ceppo qua è raccolto nel laghetto di Refrontolo del Mulinetto della Croda quella notte che sono stati i morti per la trecimazione delle acque. Il secondo è fatta una baita tutta in legno con i travetti proprio come fosse in montagna. E il terzo è proprio il Mulinetto della Croda. Dopo abbiamo le case del Basso Trevigiano, anche quelle tutte in pietra. Altri tronchi in legno ne abbiamo dei piccolini di fantasia, ce ne sono 2. Il tronco di caco, quello in mezzo, che quello è il pezzo più vecchio che ho, che è legato al mio cuore quello. Anche perché mi ha rovinato un sacco di scalpelli, perché è vecchio e duro. Faccio gli auguri e ringrazio il nostro presidente del Borgo Cavour con tutti i nostri cittadini, gli ospiti che sono venuti a trovarmi e quelli che verranno e quelli che mi guardano in televisione. Buon Natale! E gli agenti della Polizia Provinciale di Treviso hanno liberato nella giornata di ieri 2 esemplari di capriolo femmina. Vediamo ecco le immagini. Gli animali feriti a seguito di investimenti stradali erano stati soccorsi tempo fa dagli agenti stessi e dopo un ciclo di cure e riabilitazione nel centro di recupero della fauna selvatica della provincia sono stati liberati presso la Valle del Piave in comune di Crocetta. Ed ora spazio alle notizie da Belluno e provincia. Ed in primo piano le notizie dal mondo del lavoro perché trema lo stabilimento Safilo di Longarone. È stato presentato il nuovo piano industriale di 5 anni fino al 2024 di Safilo che prevede circa 700 esuberi in Italia già l'anno prossimo. La perdita delle licenze del lusso con Louis Vuitton, si legge in una nota dell'azienda padovana, ha reso necessario avviare un piano di riorganizzazione e ristrutturazione industriale che risponda prontamente al nuovo scenario produttivo. Il piano ha identificato un totale di circa 700 esuberi nel 2020 in Italia e Safilo ha aperto un tavolo negoziale con i sindacati allo scopo di individuare tutti gli ammortizzatori sociali disponibili per limitare gli impatti sulle persone coinvolte. Secondo prime informazioni sarebbero ben 400 gli esuberi calcolati negli stabilimenti di Longarone.
e 2000 persone questa mattina hanno invaso la sinistra Piave a Borgo Valbelluna per dire no alla chiusura dello stabilimento ACC. Come un fiume in piena che si ingrossa verso valle, questo sembrava il corteo che dal centro di Mele è sceso verso lo stabilimento ACC di Villa in una sinistra Piave chiusa al traffico. 2000 persone per dire che una soluzione va trovata al più presto e che bisogna garantire continuità produttiva al di là delle decisioni del gruppo dirigente cinese di Wanbao. Prioritario per tutti che il governo prenda tempo attraverso un commissariamento. L'ACC, è stato detto, è l'Ilva del bellunese. Noi abbiamo bisogno solo della politica. Io capisco che l'Ilva di Taranto sono migliaia e migliaia di persone, però la Wanbao, l'ACC per Belluno è la stessa cosa. Noi vogliamo che il governo intervenga con strumenti certi, commissariamento, nazionalizzazione, chiamatela come volete, ma un intervento certo del governo che possa risolvere la crisi della Wanbao. Fronte sindacale compatto quindi e mondo istituzionale preoccupato per le ricadute di un eventuale stop. Quasi 300 posti di lavoro in bilico, senza contare l'indotto, sono una bomba sociale. 150 soltanto in questo comune, ma poi tutti i comuni del Feltrino hanno numeri comunque importanti. La perdita e la desertificazione di questa azienda rappresenterebbe veramente un dramma di carattere industriale e un impoverimento dell'intero paese Italia. Solidarietà è arrivata da tutto il Veneto, delegazioni sono giunte a Mela, da Padova e Venezia, dalle aziende del territorio, pure Luxottica, presenti in massa i laboratori Electrolux di Susegana, anche loro in sciopero. ACC resta per il polo trevigiano il fornitore principale di compressori. Noi abbiamo chiesto più volte a Electrolux che intervenga non solo aumentando le quantità di acquisto da quello stabilimento di Mel, da questo stabilimento, ma crediamo che proprio per l'importanza strategica che ha questo per noi dell'Electrolux, questa produzione debba rimanere in Italia, debba rimanere aperta. Intanto dal governo è arrivata una prima data, quella del 17 dicembre, quando a Roma il Mise si terrà un tavolo con i cinesi. Fuori dal palazzo ci sarà un nuovo presidio dei lavoratori. Per giovedì è previsto invece un nuovo vertice tra esecutivo e l'ambasciatore della Repubblica Popolare, ha assicurato in una nota il ministro Federico D'Incà. Per il resto la protesta non si ferma nemmeno a Natale. Vediamo il 17 come va, speriamo e crediamo di portare i lavoratori a Roma, vedremo, ma penso di sì, sarà un Natale un po' diverso. E a fianco dei lavoratori oggi c'erano anche i vescovi di Belluno Feltre e Vittorio Veneto. E vorremmo che a tutti i livelli ci fosse la disponibilità di riconoscere che attorno al lavoro, come dice anche la nostra Costituzione, si costruisce una comunità. Un appello alla responsabilità sociale e direi anche alla responsabilità che questa realtà si è assunta con l'acquisto di questa ditta. Non c'è comunità senza lavoro né senso del futuro. I vescovi di Belluno Feltre e Vittorio Veneto lo hanno voluto ribadire con la loro presenza. Del resto, quella che ha invaso la Val Belluna in una giornata di nebbia fitta è stata una processione civile aperta da una bara simbolica dove rischia di finire il futuro di un intero territorio, ma soprattutto quello di tante famiglie e quindi affetti. La prima realtà di dimensione a saltare è proprio quella delle relazioni affettive. Non è vero che gli affetti sono altra cosa dal lavoro, si intrecciano, hanno bisogno di riconciliarsi, anzi l'appello è anche che teniamo conto delle esigenze degli affetti. Alla voce dei vescovi si è unita quella di un intero territorio, dal Feltrino al Cadore. ACC è un patrimonio di tutti. Crediamo che non si debba perdere un'eccellenza che è fatta non solo di fabbrica ma di persone. Il segreto sarà anche quello di poter riconvertire lo stabilimento in qualcosa sempre di alta qualità a livello meccanico, e quindi noi ci siamo. Il lavoro significa dignità, non sono solo soldi ma è dignità per ciascuno di noi, quindi è un passaggio assolutamente importante che dobbiamo sempre presidiare. Ed è tutto per questa edizione, vi ricordo tra pochissimo torna 20:10 con Claudio Scarpa, direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori. In chiusura, come sempre, un'occhiata alle previsioni del tempo con il nostro meteo. È tutto, arrivederci.
Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati al meteo. Ancora una giornata con tempo stabile e anche con sole prevalente. Vediamo dunque il dettaglio di mercoledì 11 dicembre. Sul Veneto venti di tramontana, ampio soleggiamento ovunque e cielo al massimo poco nuvoloso. In serata più nubi e durante la notte non si esclude anche qualche pioggia a carattere sparso. Temperature minime in ulteriore calo tra -6 e 2 gradi, massime comprese invece tra 4 e 9 gradi. Situazione sostanzialmente identica anche sul Friuli Venezia Giulia, con tanto sole dappertutto, anche in questo caso in nottata però sarà possibile qualche pioggia. Temperature minime tra -2 e 5 gradi, massime oscillanti invece tra i 7 e i 9 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove avremo tanto sole al mattino, al pomeriggio cielo più nuvoloso e in nottata anche qui occasionali piogge. Temperature minime sotto zero, massime sui 5 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature e moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.